Siamo nella parte alta di Parco Giardino Sigurtà, lungo il Viale delle Rose, prima della Vasca delle Tartarughe, due arbusti annunciano che è arrivata la primavera. Sono i Cornus florida, in una varietà di bianco e di rosa. Qui siamo proprio in un momento di passaggio perché il Cornus ci indica che arriva la primavera con l'esplosione di fiori prima delle foglie. E in questo momento i fiori, che non sono questi, non sono questi petali bianchi, che poi non sono petali ma sono brattee, ma in realtà i fiori sono proprio conservati, sono proprio raccolti dove sembra che ci sia il pistillo. I fiorellini sono dentro e questi specie di riparo, vedete, di petali bianchi, non fanno altro che chiudere e riparare i fiori, i veri fiori. Tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, all'apice dei rami spogli, il cornus produce piccole infiorescenze costituite da piccolissimi fiori gialli o verdi a stella, ma sotto ogni infiorescenza si sviluppano 4 grandi brattee a forma di cuore, di colore candido oppure rosa, che sembrano il vero fiore, ma il vero fiore non sono. La natura ci stupisce sempre. Le foglie di un bel verde brillante decoreranno poi la pianta per tutta l'estate in una chioma molto rigogliosa e in autunno esploderà il suo rosso. È un arbusto decorativo in ogni stagione, a partire dalla primissima primavera, quindi metà di aprile fino ai primi di maggio per quanto riguarda la fioritura, per poi questa chioma vigorosa e verde brillante durante l'estate e il rosso acceso durante l'autunno. Molto molto interessante come pianta.